Caro Carlo, oggi il mare ti ha portato via. Avevi 6 anni e la vita davanti. Un'età in cui si dovrebbe pensare a correre sulla sabbia, non a fermarsi per sempre. Ti abbiamo cercato con il fiato corto e le mani tremanti. Abbiamo sperato fino all'ultimo secondo che tu fossi ancora lì. Inizia così una lettera postata sui social dai volontari della Croce Verde di Cavallino Treporti, parole scritte con il cuore in mano e la disperazione di una tragedia troppo grande da accettare, uomini e donne che erano lì ed hanno operato giorno e notte nel disperato tentativo di riportare Carlo fra le braccia della mamma, ma purtroppo il destino ha voluto diversamente. Quando ti abbiamo trovato, il silenzio ha gridato più forte di qualunque sirena. Non esiste preparazione per questo, non c'è corazza capace di proteggerti. Quando ad andarsene è un bambino, restano solo domande senza risposta e un dolore che non ha nome. Il silenzio assordante di un dramma che ha sconvolto e stravolto tutti. Rimangono quelle immagini di un mare illuminato dai fari dei mezzi di soccorso e dalle centinaia di persone in divisa, ma anche semplici turisti, insieme uniti nello stesso abbraccio. E restano indelebili queste parole dedicate a Carlo dai soccorritori. A te, Carlo, che oggi hai smesso di giocare troppo presto, e a chi è venuto con la divisa addosso, con gli occhi lucidi sulla riva, provando con tutto se stesso a riportarti a casa. Ci ha insegnato, senza volerlo, che certe ferite non si chiudono, ma che si può almeno non farle portare da soli, perché oggi il dolore della tua mamma è diventato un po' il nostro.